Buongiorno dal giorno numero 3. Oggi la giornata sembra molto meglio di ieri. Guardate che bello, finalmente è uscito il sole. Così ci aiuta ad asciugare un po' di roba. Giusto per farvi rendere conto in che situazione. Qua abbiamo la tenda reparto uomini. E di qua invece le donnine. Adesso facciamo colazione e poi sistemiamo tutto. Lasciamo adesso il nostro campo base pulito e ordinoso come l'abbiamo trovato, quindi mi raccomando che se anche voi fate queste cose, lasciare sempre in ordine e la spazzatura portarsela con sé. Guardate, qui avevamo anche dei laghetti, così abbiamo potuto fare rifornimento di acqua. E adesso, seguendo il sentiero dove vedete già i bambini, andiamo verso il passo 5 Croci. Iniziamo con una tosta salita ogni mattina, non siamo contenti. Adesso comunque dovremmo essere arrivati in cima. Si è alzato un po' di vento, come forse sentirete, ma almeno riesco a fare qualche ripresa per farvi vedere dove siamo. Siamo appena scesi dal passo 5 Croci. Gabri, fai vedere dov'era? Lassù in alto. Siamo scesi per questo pendio erboso. Adesso a questo bivio teniamo ancora per la malga con seria, perché oggi si pranza in malga. Quindi andiamo a gustare un buon pranzetto. Ragazzi, buon pranzo a noi. Abbiamo la luganega con la polenta e il cavolo cappuccio. È una bontà, vero? Sì, molto. O sarà fame, però è veramente buona. Guardate che meraviglia di posto. Questa è la malga conseria dove prima avete visto che stavamo mangiando.
e adesso riprendiamo la strada che ci porta al passo Cinque Croci, dopodiché proseguiremo per la malga Van Chon. Eccoci qua, fatto il pranzo, abbiamo ripreso già il passo Cinque Croci, adesso stiamo invece seguendo il sentiero 318 per la malga Van Chon. Tempo stimato mettono 45 minuti e adesso vediamo. Intanto vi dico che per la prima volta stiamo percorrendo un sentiero normale perché è una strada forestale, perché quello che abbiamo fatto fino adesso, mamma mia, ne abbiamo percorsi di tutti i colori, pietraie, sentierini a mezza costa, tratti esposti, piccoli tratti con corda, chi più ne ha più ne metta. Comunque oggi finalmente che c'è il sole ci sta regalando di quei paesaggi veramente spettacolari. Oggi ci stiamo proprio godendo la giornata, ecco. Il panorama si sta anche un po' annuvolando, ma incrociamo le dita e adesso proseguiamo. Fai vedere dove dobbiamo andare. Sentiero sempre 318 per il passo Van Chon, di qua e avanti tutta. Eccoci arrivati al passo Van Chon, quota 2076. Guardate che meraviglioso panorama, proprio selvaggio ma bello, carico di verde. Adesso noi da qui proseguiamo sempre per il sentiero 318 verso la forcella Val Sorda. Comunque per oggi non ci arriveremo, ma ci fermeremo prima ai laghi di Rocco o delle Buse Basse, quindi mezz'oretta e per oggi la nostra tappa è finita. Guardate che meraviglia di posto, siamo al lago delle Buse Basse, uno spettacolo qua di fronte di panorama e qui abbiamo le nostre tende. Eccoci qua a darvi il solito salutino della sera e fare un riepilogo della giornata. Oggi diciamo ce la siamo presa un po' più comoda perché
non avevamo tutti quei chilometri, quel grande dislivello come gli altri giorni. Infatti siamo partiti stamattina verso le 10, anche perché abbiamo utilizzato un po' di tempo, visto che c'era il sole, per far asciugare le robe che erano bagnate dal giorno prima. Abbiamo pranzato in Malga oggi, direi divinamente, e adesso, come avrete visto, abbiamo messo le tende in un posto che dire meraviglioso è poco. Abbiamo fatto 11 km comunque anche oggi, un dislivello in salita di 500, quindi ridotto rispetto agli altri giorni. Adesso abbiamo mangiato, ci siamo già messi dentro i sacca-peli e noi ci vediamo domani per l'ultima giornata di questa Alta Via Lagorai Panorama. Ciao a tutti! Ciao!